Sono rimasti sul tappeto e irrisolti troppi problemi nel corso di questi anni che l'amministrazione Brugnaro ha perfino peggiorato. Penso alla sicurezza di Mestre, penso all'overtourism, penso al tema della residenzialità e della legge speciale per Venezia, questioni rimaste lì mentre sulla città gravava un pesante e ramificato conflitto di interessi. L'opposizione è determinata a fare la differenza, a diventare un'alternativa credibile e utile alla città di Venezia. Il Partito Democratico, all'indomani del terremoto che ha scosso la laguna 10 anni esatti dallo scandalo Mose, lancia per lunedì 29 la sua offensiva. Un'assemblea pubblica a San Leonardo e da settembre un cantiere programmatico per essere proposta politica alternativa a quella dell'attuale governo. Riteniamo sia necessario mettere assieme tutte le forze di centrosinistra, le liste civiche, i movimenti, le associazioni, per dare un governo di svolta a Venezia, all'altezza dei problemi e delle sfide di Venezia. Un atto che passa necessariamente per le dimissioni del sindaco Luigi Brugnaro e un ritorno alle urne in tempi brevi. Questo mentre con il passare delle ore emergono nuovi particolari, nuove testimonianze a definire i contorni del puzzle, le dichiarazioni rese dal magnate di Singapore Ching Chia Kwong attraverso le parole del suo avvocato Guido Simonetti. Nega di aver mai conosciuto l'assessore Boraso né di aver mai concretizzato alcuna trattativa nell'area dei Pini e di aver acquistato Palazzo Papadopoli ad un prezzo in linea con il valore di mercato. Nelle stesse ore l'Assemblea Generale della CGIL veneziana dava mandato alla segreteria di verificare la possibilità di costituirsi parte civile al processo. La stessa CGIL, in una nota, ha auspicato le dimissioni del sindaco per scongiurare la paralisi amministrativa del comune. Il termometro del clima che l'inchiesta ha creato in città sarà anche la partecipazione dei veneziani all'Assemblea del 29 di luglio a San Leonardo e ancora il 2 agosto a Mestre, nella Sala del Consiglio.